Il canale YouTube dei Calandra e Calandra raggiunge un traguardo importante, probabilmente nessuno se lo attendeva, oltre 10 milioni di visualizzazioni. Sì, intanto questa cosa mi fa un po' impressione, cioè, il tuo braccio comunque ci arriva lo stesso, però. Sì, per noi diciamo è una gradevole sorpresa. Inizialmente non ci aspettavamo di raggiungere queste cifre, questi numeri, considerato, ripeto, che tutto quello che facciamo è un'autoproduzione, quindi siamo felicissimi se 10 milioni di utenti comunque hanno deciso di guardare i nostri video o quello che facciamo. Quindi una grande soddisfazione sicuramente. Ora il prossimo obiettivo è i 20 milioni. Beh, probabilmente Peppe 20 milioni di euro sarebbe più interessante, no? Non parliamo di economia, Anche 10. non parliamo di economia, parliamo solo della grande riuscita che ci ha portato a questi numeri e che noi ringraziamo intanto tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci seguiranno, anzi invitiamo le persone ad iscriversi sul nostro canale perché imminente, si può dire imminente, uscirà un bellissimo video che da 2 anni che stiamo lavorando, ci stiamo lavorando su, per cui penso che fra un mesetto faremo la presentazione e vi invitiamo anzi alla prima quando la faremo. Diciamo qual è il brano? Il brano è A Mutta Mutta, che è uno scenario molto diverso dalla nostra tipica Sicilia che abbiamo sempre realizzato, ma si tratta di una Sicilia western, per cui vi invitiamo a iscrivervi perché al più presto ci saranno delle bellissime novità. Mondo dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo, che è quello probabilmente, anzi certamente più danneggiato dal Covid, dalla pandemia, dal lockdown, come si vive in questo momento? Ma guarda, io credo che ci siano tantissimi settori che siano stati colpiti, chi di più, chi meno. Diciamo che forse ci sono anche dei settori che hanno subito più danni rispetto a noi. La cosa che a noi diciamo ci rende fra l'altro tristi è questo questa immobilità, perché magari ci sono anche dei locali che hanno permesso la riapertura con tantissime normative, prescrizioni. Sono sicuro che non riescono neanche ad arrivare alle cifre e ai numeri che facevano prima della pandemia, ma nel caso nostro è molto triste perché dicevamo ti alzi la mattina e non sai veramente che cosa fare, cioè siamo fermi, non ci danno possibilità di poter lavorare. Questa è una cosa. Peppe, negli ultimi 2 anni quanti concerti dal vivo avete fatto? Io credo soltanto uno all'ex Cave Orto di Ballo. Diciamo con quello siamo in 2,5, 3. Poi abbiamo fatto qualcosa in streaming, per cui non ci volevamo fermare, ma non è la stessa cosa perché la mancanza del pubblico, il rapporto umano è la cosa che ci manca di più. Il contatto, certo, sicuramente. Cantare con le persone davanti è un'altra sensazione, un altro stimolo. Noi speriamo che appunto per quelle che sono le prospettive, anche se oggi ahimè dobbiamo parlare anche di un altro lato dolente che è la guerra. Purtroppo forse ci liberiamo dalla pandemia con un punto interrogativo, ma queste notizie che arrivano oggi non sono sicuramente belle. Noi speriamo che tutto passi e ritornare sui palchi e ritornare nelle piazze, e questa è la cosa che chiediamo.